il grande Francesco, assiso brevemente sulla tolla di comando in regia tecnica e dall'alto della forza della sua gioventù, della sua preparazione e della sua intelligenza. E sapete che essendo io un paresiarca non riesco a dire cose che non penso, quindi complimenti sinceri. Allora, però non è ancora arrivato il momento declamato da Mr. Wolf in Pulp Fiction, quindi andiamo avanti con la presentazione, perché parleremo dell'alluvione in Emilia Romagna e lo facciamo con chi, a partire dal 2005, quando sedeva sui banchi del Consiglio regionale rappresentando i 5 Stelle, presentava interrogazioni su interrogazioni, anche un esposto alla procura, perché non venivano approntate, non venivano diciamo avviate quelle operazioni di prevenzione nei confronti dei letti dei torrenti, dei fiumi, eccetera, eccetera. Poi ce n'è anche per il sindaco Lepore, perché dice Giovanni Favia, è lui che sentiremo alle 13.35, è una bella, cioè proprio è una bella fotografia di che cos'è la sinistra in Emilia, di come ha amministrato questo comparto la sinistra in Emilia Romagna, no? Sono andati su tutte le furie, sono andati ai pazzi, come dicono qui a Milano lo scorso anno, quando qualcuno ha ricordato che assessore all'ambiente era niente meno che Elena Schlein. Non è vero, addirittura ha fatto una figuraccia Boccia, non la pompeiana, quell'altro, quello che ha la moglie che lavora in TV, bellissima e bravissima, brava anche come politica, se posso dirlo, dice che non era vero, se non che era ancora agli atti, cioè, è una cosa pazzesca. E appunto spiega come se ne siano allegramente infischiati di un problema così serio e così grave. E parla anche, ce n'è anche per il sindaco Lepore, quello dei 30 all'ora, il limite dei 30 all'ora, sono 15 anni, scrive Favia, che comunque fa parte della giunta comunale. È possibile che non gli sia mai arrivato? C'erano dei rapporti, dei servizi tecnici che dicevano che certe situazioni erano di pericolo, mettevano a repentaglio la sicurezza idrogeologica e dei cittadini. Quindi, piuttosto, diciamo, uno j'accuse dettagliato e preciso. Poi, tra l'altro, ci sono anche le dichiarazioni, le trovate sui giornali del luogo, dell'ex vicepresidente della Regione Emilia, una vita nel PD, Simonetta Saliera, che lei è anche, e adesso credo sia assessore o forse sindaco o vice sindaco, insomma a Pianoro, che è sempre in provincia di Bologna, e ha bastonato la città metropolitana, cioè Bologna, ha bastonato la provincia, la regione, ha detto noi siamo andati sott'acqua e non c'era nessuno di voi a darci una mano. Insomma, un quadro. E poi oggi sai cosa c'è? Sai cosa c'è? Francesco, perché a parte che non ho, come mai non ho il secondo test, non ho il secondo, c'è che io vorrei metterti, che giorno è, dovrei lanciarti alcune canzoni, vediamo chi si potrebbe, c'è, sai cosa c'è? Oggi, tra l'altro è un tuo corregionale da Poggio Bustone, Lucio Battisti, perché sentiremo Marco Rossi, saggista, ha scritto anche dei saggi su Giulio Evola e ha scritto un saggio su Lucio Battisti, quindi un saggio molto, molto interessante sul grande Lucio Battisti. Guardate, scusate, adesso ho dei problemi, ho avuto problemi con le stampe, per quello ho cominciato con qualche minuto. Il libro si intitola Volando intorno alla tradizione, Lucio Battisti fra musica ed esoterismo. Attenzione, non fatevi fuorviare, è un'analisi di quello che Lucio Battisti riesce a esprimere. Io mi sono inventato questo, un algoritmo, l'algoritmo tra testi, voci, la voce, la musica, le note che esprimeva Lucio Battisti. Non è un caso, questo
ho fatto, diciamo, una ricerca nel corso della mia vita, ho fatto una ricerca spannometrica, empirica, non c'è uno a cui piace Lucio Battisti che non ti dica che le canzoni di Battisti cantate da altri sono tutta un'altra cosa, persino quando le canta l'immensa Tigre di Cremona, Mina, cioè Mina è il non plus ultra, però ascoltate Emozioni cantata da Mina e ascoltate la cantata da Lucio Battisti. Questo significa che l'insieme, io usando un po', giocando con i termini e la modernità dei medesimi, l'ho chiamato algoritmo, riusciva davvero a creare un rapporto, un'immedesimazione tra quello che lui provava con le parole, con le musiche, con le note, con la voce e chi lo ascoltava. Tra l'altro, per esempio, questo ve lo dico sempre per esperienza empirica e personale, la famosa io vorrei, non vorrei, le discese ardite, le risalite nell'animo femminile hanno un suono che noi maschi non possiamo comprendere. Ho fatto un'indagine come appassionato di Battisti. Le donne, le signore, le ragazze con le quali mi confrontavo, quando parlavano di questo, e le vedevi anche, la luce negli occhi mi viene da dire, ma proprio loro stesse esprimevano su questi versi, su tutta la canzone, qualcosa di diverso da quello che ti viene da esprimere, canzone bellissima, eccetera, insomma. Tra l'altro è notevole perché Battisti e Mogol erano maschi ed etero, quindi, però sono riusciti a creare vibrazioni nell'animo umano, quelle giuste, quelle che vanno in profondità perché permettono di guardare dentro se stessi, i propri sentimenti, la propria spiritualità. Non è merce di tutti i giorni, non è merce del supermercato, altro che le balle di Battisti di destra e sinistra, quelle sono fesserie sesquipedali, non bisogna curarsi di quelle cose lì, era ben oltre. E insomma, poi ci sono anche tante altre cose che si possono dire su questo, ma ce le dirà molto meglio di me Marco Rossi. Allora, entriamo, ci voleva, scusate, l'ho fatta, poi ci sarà un inserto dalla Camera grazie grazie a Lorenzo che subentrerà a Francesco alle 13, no, alle 14.05, un inserto da Montecitorio. L'ho presa lunga, magari io sono anche prolisso e logoroico di mio, ma ci tenevo proprio a fare un'esegesi, una sinossi delle mie interviste, di queste interviste che faremo insieme poi alla fine, perché trovo che sono molto, diciamo, curioso di sentire cosa emergerà, anche se in parte lo so già, come avete capito. Allora, facciamo... bisogna, no? Se no, altrimenti... Allora, in simultanea 12.51 ormai con Radio Libertà, questa è Oltre la pagina, insieme al grande Francesco Assisi sotto di comando di regia tecnica, non devo ripeterlo troppe volte se non pensa che lo faccia perché sono un po' rinco, come si dice in gergo, e un abbraccio forte alla signora Carmela, Clotilde e Adriana Angela. Perché non ti accendi? Oggi la tecnologia mi è avversa, quindi non riesco a dirvi le temperature e i millibar, e casomai ve li dirò dopo. Al massimo posso dirvi che qui in studio io e Francesco ed io siamo entrambi sospesi a... lo scopriremo solo vivendo, 137,5 metri sopra il livello del mare. Allora, vi ricordo anche chi si abbonare alla Libertà che porta 100 anni, meditate gente, meditate, per questa è una radiovisione. Vi ricordo gli altri modi per ascoltarci, oltre alla Radio DAB e il canale 252, perché la signora Adrianangela, Carmela Clotilde ci ascoltano, ci seguono, ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Poi c'è tutto, c'è il profilo Facebook, c'è il bel sito, c'è Twitch, il social di ultima generazione. Che altro aggiungere? Anche YouTube, mi dicono, siamo tornati anche là. Quindi non avete scuse se volete ascoltarci, poi potete scaricare i podcast magari di certe trasmissioni che vi interessano di più. Ormai se penso quando
quando ho iniziato questo mestiere nel gennaio del 2005, prima ero abituato alla carta stampata, era davvero un altro mondo, era davvero, al massimo c'erano i telefoni. Era già qualcosa di nuovo poter usare internet, che nel 2005 comunque ti offriva già, insomma, in Google era già abbastanza veloce, l'ANSA, eccetera, l'ANSA in chiaro, eccetera. Allora, bando alle ciance e cianciamo di banda, in banda vuol dire in parte, in lingua, in idioma friulano. E noi cominciamo di lato dal 23 ottobre, genetriaci in ricorrenze e commemorazioni del secondo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì miarqui, 23 di ottobre, anno domini 2024, che dir si voglia. La seconda battaglia di Filippi, l'esercito di Bruto viene sconfitto in modo decisivo da Marco Antonio Ottaviano. Bruto si suicida nel 1958. Vi ricordate Shakespeare, il Marco Antonio o Giulio Cesare? Ci rivedremo Filippi. E poi, senti, questa me la devi mettere, Francesco, scusa. Trova i puffi, perché nel 1958 la sigla dei Puffi, non so se la conosci, noi Puffi siamo così, puffiamo tutto lì, perché no, era un po' diversa. Va bene, andiamo. Era un altro, ma anche questo dei Puffi, venne pubblicato nel 1958 da Peyo, autore belga, a Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia. Nel 2011 perse la vita il grandissimo pilota e grandissimo personaggio Marco Simoncelli, il Sikh, eh, una figura che viene ancora ricordata e celebrata per il suo valore, la sua simpatia, la sua singolarità. E adesso andiamo con il genetriaco di Gianni Rodari. Gianni Rodari da Omegna. Se andate a Omegna c'è un museo dedicato a Gianni Rodari. Spegnere il televisore per far leggere un libro porta il bambino a odiare la lettura, disse Gianni Rodari. Poi 1925 nacque Nanni Loi, Candid Camera, Specchio segreto. E poi l'ho intervistato io più di qualche volta, il filosofo della scienza, Evandro Agazzi. La scuola aiuta i giovani se riesce a insegnare loro il senso critico. E poi abbiamo un grande del calcio, Orei, niente di meno che Orei, Elson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé. Devi lasciare il calcio prima che il calcio lasci te, ha detto. Sono parole, adesso è andato via Francesco, c'è l'avvicendamento, saluto il grande Lorenzo il Magnifico. Allora, la disposizione canora, sonora, discografica, oggi è Lucio Battisti, quindi da Poggio Bustone, perché parleremo di un saggio dedicato proprio a Lucio Battisti e quindi direi che facciamo sentire cosa possiamo far sentire? Facciamo sentire 29 settembre. Poi tu conosci Lucio Battisti, anche nonostante la tua giovane età, puoi anche scegliere tu qualcuno che ti piace più delle altre. 29 settembre ti piace? E allora scopriamolo insieme. Poi sì, sì, la pubblicità e poi proseguiremo. Anzi, facciamo così allora.
29 settembre e poi andiamo all'intervallo, chiudi per lo spazio e poi, anzi no, facciamo così, la usi 29 settembre tra un minuto perché così vado avanti e lo usiamo nell'intervallo come facciamo sempre con la canzone. Chiedo scusa, in impasse avevo perso di vista l'ora. Carlo Monni è un personaggio, poeta, attore toscano, ha girato dei film anche con Benigni e ha scritto o ha fondato un movimento, non lo so, adesso lui è scomparso da un po' di anni, eh, fa sorridere, quindi si può sorvolare sulla volgarità. Io sto con la toppa. Adesso abbiamo un personaggio politico che ha dichiarato che gli piace la gnocca, quindi alla fine rimaniamo in argomenti periferici a questo. Io sto con la toppa. E poi la bellissima Alida Rustichelli, Alida Kelly, che era figlia di un grande musicista che era originario di Carpi, la famiglia. Il grande musicista, se non ricordo più il nome, non l'ho segnato, è l'autore della musica di Amici miei. Quindi era figlia d'arte, lei è stata attrice, cantante, si sposò credo con Walter Chiari, quindi un personaggio che negli anni 70 e anche 80 era molto amata e come, poi ha dovuto affrontato anche lei un'uscita dalle cronache e dallo spettacolo. E poi un grandissimo regista cinematografico, Ang Lee, 5 nomination, 2 Oscar, Vita di P, poi Ritorno a Brokeback Mountains, Mangiare e bere uomo donna, poi anche Banchetto di nozze. Poi c'è anche un film che io non ho visto e che mi viene sempre citato dal grande Vincent Vega, sempre di Ang Lee, un regista strepitoso, e dice: sono consapevole di ciò che mi manca nella vita. E adesso noi allora andiamo all'intervallo con 29 settembre dell'immenso Lucio Battisti.
Oh, questa è invece è di nuova generazione, tra l'altro è una canzone, a parte il celebre verso, sì, il verso lo scopriremo solo vivendo, usato reiteratamente in maniera formulaica dalla Jalapas Band negli anni '90, e anche abbastanza, direi, abbinato alla stagione, perché, faceva parte dell'LP Una giornata uggiosa, che proprio uscì a settembre-ottobre, uscì in autunno, evocava l'autunno, e se non sbaglio fu l'ultimo disco del sodalizio Mogol Battisti, quindi, l'autunno della loro collaborazione. Parleremo anche di questo con, Marco Rossi. Allora, noi eravamo invece fermi al genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Allora, era molto, 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 è avvenuto decenni prima del tuo avvento, Lorenzo il Magnifico. Il 27 marzo 1983, dalla radio, tutto il calcio minuto per minuto. Non ricordo se fosse Ciotti o Ameri, facciamo finta che sia Ameri. "Scusa Ameri, ti interrompo all'11° del primo tempo delle Alpi, dove la Juventus è passata in vantaggio con Paolo Rossi". Poi non mi ricordo, facciamo conto che sia al 51°, scusa di nuovo Ameri, la Juventus ha raddoppiato con Michel Platini nel derby della Mole, 2-0 per la Juve contro il Torino. Poi in 5 minuti, dal 70° al 75°, scusa Veri Quicciotti, per dirti che il Torino ha appena accorciato le distanze. Poi 3 minuti dopo, pareggio, scusa Veri, per dirti che il Torino ha pareggiato. E poi al 75°, scusa di nuovo, oggi è un fatto eccezionale Veri, ma oggi, in questo momento Torrisi ha portato in vantaggio il Torino 3-2. Credo sia l'ultima vittoria del Torino contro la Juventus, perché, ci vogliono 3 o 4 papi prima che il Torino batta la Juve, ahimè. E c'era, questo è un dettaglio sportivo, chi ha una certa età se lo ricorda, sulla panchina del Torino c'era il grande, a me piaceva moltissimo, la sua Inter era probabilmente stata quella che mi ha divertito di più. Forse, devo dire, anche l'Inter di Simone Inzaghi, ha avuto sprazzi, l'anno scorso, ma anche 2 anni fa in Coppa, col Barcellona ha avuto sprazzi di bel giuoco. La più divertente Eugenio Bersellini aveva il tocco magico per battere la Juve, perché già oggi sarebbe comunque sarebbe clamoroso. In quegli anni la Juve mieteva scudetti, ma guarda un po', che non si era mai visto, eppure quando c'era Inter-Juve, per esempio, un Inter-Juve finì 4-0. Doppietta di Altobelli e poi non so se gol di Muraro Beccalossi, insomma 4-0, era clamoroso. A parte che poche volte la Juve ha preso 4-0, ma in quegli anni lì, quando poi si segnava pochissimo, c'erano campionati di 16 squadre, quindi c'erano 8 partite, 7 giornate, 6 gol, 7 gol, era proprio 4-0, poi un'altra volta l'ha battuta 3-0, quindi il grande Bersa, aveva questa specialità. Adesso vediamo domenica, caro il mio juventino, il mio gobbo umbro, perché purtroppo, abbiamo visto che Thiago Motta ha le chiavi per battere Simone Inzaghi. L'anno scorso gli è riuscito 2 volte in campionato di Coppa Italia col Bologna, mi ricordo anche una volta l'ha messa in difficoltà, con la Spezia. La partita ieri non l'ho vista, vedevo in Ieri televisione. male. Ma tu l'hai vista? Sì, l'ho vista. Io seguivo le trasmissioni che seguo io, perché non ho fatto in tempo a vederla, facevo altro, e, so che un commentatore, ex allenatore di categorie inferiori, che viene dalle mie parti, Tele Lombardia era, ha detto
che è anti-juventino lui non essendo milanese è anti-juventino come me. Ha detto però che lui in vita sua forse ha visto 1 o 2 volte squadre correre più dello Stoccarda. Ha detto che erano impressionanti. Sì, sì, no, ma infatti lo Stoccarda ieri hanno pressato tantissimo, hanno corso tantissimo, la Juve proprio super difficoltà. Quindi vabbè, le sorprese di Champions. E allora abbiamo un altro regista adesso molto, molto, bravo, Sam Raimi, che a me piace tantissimo, e quindi ha fatto Darkman, un film che mi porto nel cuore. E poi, ha fatto anche Spider-Man, quello del 2000, non mi ricordo se quello del 2002, comunque è uno dei registi di Spider-Man. Poi Weird Al Yankovic, che è famoso per le parodie, delle canzoni famose. Per esempio, c'è una Eat It, tan 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 tan, tan tan tan, di Michael Jackson, no, Mangialo, invece, l'altra adesso non mi ricordo neanche mi ricordo più la parodia. C'erano anche i video negli anni '80. Poi ha dato dimostrazione prima aveva dato dimostrazione di simpatia. Me lo ricordo in un'intervista, prima del grave incidente, che si prendeva in giro, diceva poi aveva un po' l'accento emiliano se non sbaglio, no, appena accennato però, quindi se no troppo dà fastidio. E diceva che insomma si prendeva in giro perché non riusciva a combinare niente in Formula 1. Sto parlando di Alex Zanardi. Poi quando cominciava a prendere confidenza, purtroppo c'è stato il terribile incidente ed è diventato, famoso per la sua forza di volontà, per la sua simpatia, per l'esempio che dà a chi, passa attraverso quegli inferni, ma anche chi magari vive tutti i giorni e gli inferni se li crea da solo. Perché certe volte ce li dobbiamo creare. Io sono esperto, io son bravissimo, io mi faccio degli inferni. Mamma mia, su niente, me li costruisco belli. Che poi mi brucia e invece sono nulla. Ehm, e poi adesso mi sembra che si sia ripreso perché poi ha avuto un incidente, è stato investito da un camion mentre andava con la bicicletta quella, paraplegica, non ha un nome specifico, la producono solo in Italia che hanno i produttori migliori, e so che si è ripreso, non so altro. Comunque, ehm io lo trovavo simpaticissimo già molto, molto prima dell'incidente. E poi, chiudiamo con una beltà circense, vale a dire Ambra Orfei, figlia d'arte, non nel cognome, figlia di Nando, non nel cognome del padre, perché lei faceva domatrice di cavalli o faceva un numero con le colombe. È stata, non so se è stata Miss Italia, so che, ha partecipato, era molto bella, è bella tuttora, e partecipò anche a Drive-In, Ambra Orfei appunto. Adesso, prima di passare ai sondaggetti, direi, Lorenzo, io ho voglia di sentire emozioni. Io ho voglia di sentire la conosci Emozioni? Di Battisti. Dimmi poi no, Erika Tatol, siamo noi vecchi. No, sono curioso di capire poi se perché è legato poi alle interviste che faremo alle 14:35 sul libro dedicato a Battisti, sono curioso di sentire cosa ti suscita questa canzone. Emozioni di Battisti, non di Mina, di Battisti. Perfetto.
La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Allora andiamo con i sondaggetti. Ne abbiamo il sondaggio, quello che un tempo era considerato un po' la madre di tutti i sondaggi, SVG, poi è caduto un po' in secondo piano. Però noi cominciamo con Tecne. Allora, Monitor Italia ha realizzato Tecne, committente agenzia Dire, e poi eccoci, andiamo. Allora, il borsino dei partiti, tenendo conto che gli estensionisti incerti valgono il 48,6%, Fratelli d'Italia 29,6%, 23,4% il PD, Forza Italia 11,2%, che sopravanza il Movimento 5 Stelle 10,4%, mentre la Lega è 8,1%, Verdi Sinistra 6,5%, il borsino dei leaders 44 Giorgia Meloni, 37,4 Tajani, Elly Schlein 30,9, Giuseppe Conte 29,5, Matteo Salvini 26,1, Emma Bonino 20,1, Carlo Calenda 19,6, Angelo Bonelli 16,7, Nicola Fattoiani 16,4, Matteo Renzi 14,2. Da anni ormai Matteo Renzi, dopo aver toccato il famoso 42% all'Europeo del 2014, è sempre ultimo nei gradimenti, però è sempre lì e ha fatto saltare 2 o 3 governi, e aveva previsto che questo governo saltasse dopo le europee. Lo hanno intervistato, non gli hanno detto ma lei aveva previsto, gli hanno chiesto ma quanto, lui ha detto che questo governo cade nel 2026. Vediamo. L'altra volta devo dire la verità che aveva previsto che cadesse, ha contribuito a farlo cadere anche lui, a dire la verità, in qualche modo, in modo surrettizio, di sponda alla goriziana, anche nel 2022, perché doveva cadere il governo, cioè le elezioni dovevano venire nel 2023. Fiducia del governo 40,2 contro 52,4. Chiudiamo. E allora, cosa succede? Cosa mi vuol dire? Cosa mi significa, come dicono qui a Milano? Abbiamo sui centri migranti in Albania, uno dei temi scottanti della cronaca politica di questi giorni. Dunque, osservatorio politico Euromedia o Euromedia, non so se in latino o in inglese, Research, la Stampa, diciamo divulgato dalla Stampa come sondaggio. Allora, l'operazione dispendiosa per il 33,8, necessaria e imprescindibile per il 23,2, sbagliata e inutile 19,9, interessante ma dovrebbero essere riviste delle situazioni, non sa il 9,8. Quindi possiamo dire 23, 33, 36,5 favorevoli e 53 rotti invece sfavorevoli. Però ripeto, qui c'è la Stampa di mezzo, quindi chiaramente c'è una visione politica di un certo tipo, come abbiamo noi, ce l'hanno loro, solo che noi lo diciamo, loro no. Lei come giudica l'accordo tra il governo e il governo albanese, il governo italiano e il governo albanese?
risolutivo 14,3, sufficiente 19,5, scarso 19,3, insufficiente 30,2, non sa 14,2. Lei crede che i centri per l'accoglienza potranno risultare significativi? Sì, 28,1, no 53,2. Chiudiamo. Ancora, perché stiamo andando anche addirittura d'arrivo, ridendo e scherzando, abbiamo fatto eccolo qua l'SVG, pubblicato dalla 7, quindi siamo di sinistra, ma è un sondaggio demoscopico, rilevamento demoscopico, come si diceva ai miei tempi. 29,5 Fratelli d'Italia, PD 22,6, 5 Stelle 11,4, Forza Italia 9, Lega 8,9, Verdi e Sinistra 6,8. E poi la manovra, quella sui rimpatri, efficace 15, innovativa 24, vedete qua siamo 39, invece 52 inutile e sbagliata. Aspetta, 33, 40, no 48, quindi 39 e 48, quindi cambiano gli equilibri. Abbiamo un minuto per due dati Istat. Ecco, questo è molto importante. Continua a calare le nascite, l'inverno demografico, no? Si chiama. Nel 2023 scendono a 379.890 i nuovi nati, registrando un calo addirittura del 3,4 sull'anno precedente. Quindi prosegue anche nel 2024 questo calo in base ai dati provvisori. Gennaio-luglio sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il numero medio di figli per donna 1,2, inflessione 1,24 rispetto al 2022. Si prevede che la stima dei primi 7 mesi del 2024 1,21, quindi una lieve crescita. E poi abbiamo 12, vediamo se riesco a restare nei tempi. Notifica dell'indebitamento del debito delle amministrazioni pubbliche. Nel 2023 l'indebitamento è stato pari al meno 8,2% del PIL, in diminuzione di 8,8 miliardi rispetto al 2022. E allora chiudiamo, poi riprendiamo tra pochi minuti per parlare delle alluvioni in Emilia e Romagna. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori